Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Economai FVG Edilizia Istruzioni per l'uso. Questo è il titolo della trasmissione di questa sera perché ci sono importanti novità in questo settore. Parliamo dell'aggiornamento al codice dell'edilizia, un aggiornamento che è stato voluto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che era atteso nel settore da molto tempo. Perché? Perché chi in questo periodo va a caccia dei bonus, delle agevolazioni fiscali, e sono davvero tante, ha bisogno di avere in mano alcuni documenti che ora saranno più facili da ottenere. Come? Beh, cercheremo di spiegarlo questa sera insieme ad alcuni ospiti che sono qui in studio con me e ve li presento subito, a partire da Lucio Barbiero, che è il presidente del Collegio dei Geometri di Udine. Buonasera Barbiero. Buonasera a voi. E buonasera anche a Roberto Contessi, presidente di ANCE FVG, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, imprenditore anche del settore. Buonasera. Buonasera a tutti. E infine buonasera a Matteo Rustia, che è funzionario della Regione del Friuli Venezia Giulia, della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, Servizio di Pianificazione Paesaggistica Territoriale e Strategica. Grazie Rustia per essere qui con noi. Buonasera a tutti. E proprio da lei partirei per cercare di capire da tecnico, da chi questo aggiornamento di fatto l'ha scritto, ci ha messo parecchio le mani, per capire quanto influisce, che cos'è cambiato. Ecco, rapidamente facciamo un quadro di quella che è la novità. Influisce molto sul settore dell'edilizia la legge regionale 6/2021, che è stata approvata da poco, è entrata in vigore il 20 maggio ultimo scorso, quindi stiamo parlando di cose recentissime. Sostanzialmente va a porre delle modifiche al codice regionale dell'edilizia, legge regionale 19/2009, quindi informazione per gli utenti a casa, quelli che vanno alla ricerca dei bonus fiscali. Trovate un testo coordinato della legge regionale 19/2009 con le modifiche apportate da ultimo con la legge regionale 6/2021 sulla banca dati regionale LexView e la cosiddetta legge multisettoriale FVG 2021, che racchiude tante tematiche, tanti ambiti, tra cui un pacchetto di assoluto interesse, quello delle riforme in materia edilizia, di rilancio del recupero del patrimonio edilizio esistente, agevolazioni per la regolarizzazione di abusi vetusti, certezza del diritto delle situazioni giuridiche e velocizzazione di procedimenti con la ciliegina sulla torta, gli articoli 53 bis e 53 ter della legge regionale 19/2009, da ultimo apportati, che introducono un procedimento del tutto innovativo che accorpa procedimento sanzionatorio e procedimento autorizzativo all'interno di un unico macro procedimento, quindi per agevolare e accelerare quelle che sono le misure per procedere al bonus fiscale. Ecco, allora abbiamo sentito termini come accelerazione, insomma, delle pratiche, sburocratizzazione, eccetera, quindi termini importanti, contessi, perché bisognava arrivare qui per dare nuovo impulso e poi vedremo come. Ma certamente, perché noi sappiamo che purtroppo il nostro paese, che è un paese bellissimo, ma ha il peso della burocrazia che blocca molte iniziative. Intanto per questo noi dobbiamo, anche come associazione, ringraziare molto sia l'avvocato Rustia che tutta la struttura, incluso l'assessore Pizzimenti, che ci ha dedicato molto tempo, non solo in questa fase qui, ma anche in altri passaggi innovativi che sono stati fatti nei mesi precedenti, perché noi abbiamo bisogno di semplificare le norme per fare in modo che vengano applicate. Oggi c'è questa bellissima opportunità del bonus fiscale che va ad aiutare, io qua non smetto mai di insistere, va a aiutare veramente le fasce più deboli della popolazione, perché nei condomini, se noi pensiamo quante persone sono in affitto oppure quanti pensionati troviamo, con le leggi precedenti, con gli sgravi precedenti era difficile trovare una condivisione nelle spese, perché chi ha una pensione o ha diciamo un salario medio-basso fa difficoltà a mettere a disposizione delle somme per eseguire i lavori. Oggi con il 110 questo si riesce ad evitare, a saltare e a tranquillizzare tutti,
E pertanto avere la burocrazia che blocca in effetti l'inizio di questi lavori rende la norma quasi nulla. Si sta parlando tanto, ma dopo col 110 sono pochissimi gli esempi ancora cantierizzati, a Udine ce n'è pochissimi. Perché? Perché c'erano degli intoppi come quello della conformità iniziale del progetto che la Regione giustamente, prima del governo italiano, che adesso mi sembra, no, Avvocato è già intervenuto anche sull'argomento, però la Regione si è fatta carico del problema, ha cercato di risolverlo, ha trovato una strada, l'ha percorsa, l'ha portata a compimento e questo è a vantaggio sicuramente non solo di noi del settore ma anche di tutta la popolazione. E sicuramente anche i geometri hanno fatto la loro parte spingendo da tempo, diciamo, per questo aggiornamento, Barbiero, no? Ci avete messo del vostro. Sì, è da alcuni anni che perseguiamo diciamo, gli aspetti anche della semplificazione, soprattutto per quello che riguarda la conformità edilizia. La Regione Friuli Venezia Giulia molto sensibile, devo dire, e i tavoli regionali dove siamo stati coinvolti come categorie professionali, i geometri, gli architetti, gli ingegneri, i comuni, le associazioni. Poco fa Roberto Contesi ha già fatto il suo intervento d'ingresso e siamo riusciti a costruire un percorso legislativo che andrà sicuramente a beneficio, io dico, soprattutto delle famiglie, ma anche delle piccole imprese, andando a legittimare quello che da anni noi chiedevamo, legittimare il certificato di agibilità o di abitabilità che i cittadini hanno magari negli anni, che hanno ricevuto appunto dal loro comune e che oggi magari per diciamo motivi che negli anni c'erano dei comportamenti un pochino diversi per quello che riguarda anche la rigorosità anche degli atti e delle pratiche edilizie non sono conformi, per cui si è studiato un percorso, io dico il più possibile anche semplice, perché noi abbiamo bisogno anche di semplicità, la Regione lo ha scritto, lo ha tradotto, sono qui anche a ringraziare l'Avvocato Rustia, ma anche tutti gli altri collaboratori della struttura regionale, per essere riusciti a confezionare un disposto di legge che sicuramente, io dico, è già stato preso ad esempio da alcune regioni italiane. Ecco, l'avete citato prima, l'assessore alle infrastrutture, l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, noi lo abbiamo sentito proprio per chiedergli un commento su questo aggiornamento del codice. Sentiamo. Un periodo di grande fermento per quanto riguarda l'edilizia, sia privata ma anche pubblica, visto la possibilità che c'è di sfruttare il famoso 110%, sia gli operatori privati ma anche pubblici stanno mettendo in gioco tutte le risorse e le capacità per ottenere questi finanziamenti. E questo ci dà l'onere e l'onore di trovare delle soluzioni per dare concretezza a delle disposizioni nazionali che poi si ricadono sul territorio nostro. E su questo vuol dire trovare certezza dei tempi dell'esecuzione dell'opera, ma anche modalità di esecuzione dell'opera. Le norme che sono state fatte a livello regionale, proprio negli ultimi consigli regionali, proposte dal mio assessorato, ma poi condivisi praticamente da tutto il consiglio, dalla maggioranza del consiglio regionale attuale, vanno in questa direzione, cioè quella di snellire le pratiche e dare certezza anche alla pratica stessa. Ed è questo forse il momento più importante e difficile per cominciare i lavori, perché normalmente questi lavori vengono fatti su stabili, su immobili vetusti, quindi datati e quindi con difficoltà anche di reperire quali erano le allora licenze edilizie che andavano appunto in quel periodo, negli anni che furono. Ma queste licenze edilizie non sempre si trovano velocemente e noi abbiamo detto, vabbè, se queste licenze, se questi immobili ad oggi sono conformi al piano regolatore attuale, è più che sufficiente, pagare una sanzione magari per quelli che sono gli abusi minimi, sono più che sufficienti per poter accedere al contributo nazionale. Questa è la sfida, e la sfida che abbiamo fatto a livello di regione, soprattutto come prima regione in Italia a introdurre queste norme che danno la possibilità di avere dei tempi velocissimi per quanto riguarda la parte burocratica
dell'esecuzione delle opere. Ecco, il passaggio forse principale con te è proprio questo, no? La certezza dei tempi veloci, perché è quello che di solito rischia poi di impantanare tutto. Beh, indubbiamente, come dicevo prima, questi bonus qua sono anche a scadenza, hanno delle scadenze abbastanza brevi e se noi perdiamo più tempo a trovare la documentazione per presentare le pratiche autorizzative rispetto a quello che serve per fare i lavori, la norma perde la sua validità. Per questo ribadisco, con la Regione abbiamo fatto un percorso molto virtuoso e devo dire, ribadisco quello che ha detto adesso l'assessore, noi siamo la prima Regione in Italia a fare un dispositivo del genere che, come ripeto, è stato adesso seguito dal Governo e noi nella conferenza ANCE delle Regioni abbiamo comunicato per primi questo testo perché in tutta Italia ce lo chiedevano per andare a spingere con le loro amministrazioni di seguire la stessa traccia. Alla fine abbiamo visto che addirittura diciamo, il Parlamento ne ha tenuto conto e ha deliberato, mi sembra la scorsa settimana, la possibilità di fare questa benedetta CILA che per chi non è addetto ai lavori magari non vuol dire niente, ma che taglia la testa a tutto questo pacco di burocratizzazione, ma soprattutto, e l'amico Barbiero magari sarà più preciso, taglia tutta una serie di responsabilità che si davano ai progettisti e che in effetti bloccavano le pratiche in essere, perché il professionista doveva andare a fare una ricerca di come era stata rilasciata l'antica concessione, se c'erano state fatte varianti senza autorizzazione, quindi un collo di bottiglia che bloccava questa possibilità di attingere a questo bonus famoso del 110% che, come ripeto, bisogna tenere molto ben presente che è a vantaggio soprattutto della fascia di popolazione più debole e quindi va sostenuto, va alimentato e certamente prolungato perché le scadenze attuali non sono più compatibili con le tempistiche. Ecco, di questo e di altro parleremo subito dopo la pubblicità e cominceremo anche a entrare nel dettaglio di questo aggiornamento del codice dell'edilizia. Tra poco. Con Economai parliamo dell'aggiornamento al codice dell'edilizia del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sentito negli interventi precedenti anche di come siamo stati capaci di superare in qualche modo anche lo Stato e di farci inseguire per quanto è innovativo questo aggiornamento, Barbiero. E poi ci sono anche delle tutele specifiche per i cittadini che abbiamo messo in campo. Sì, in effetti possiamo essere orgogliosi, io lo dico non da adesso ma da molti anni, da tanto tempo, di essere cittadini di questa regione e riuscire anche a produrre un documento legislativo così snello, ma anche così, io dico, semplice anche di lettura e di applicazione. Ma vorrei entrare nel dettaglio, anche perché mi ha chiamato in causa con te, sì, l'amico Roberto, relativamente a quelle che sono anche le procedure per riuscire anche a iniziare l'iter del progetto e conseguente appunto i lavori e a partire anche con l'assorbimento dei bonus fiscali. Il documento legislativo regionale possiamo dire, va un po' in avanti a quello che è la normativa dello Stato, in quanto prevede che come dicevamo prima, l'abitabilità rilasciata al tempo negli anni 20, 30, 40 anni fa, quello che era, che con il titolo abilitativo edilizio allegato al progetto e con un progetto che non corrisponde comunque all'attuale, si possa fare una corrispondenza attuale, cioè una ricognizione molto semplice, e le discrepanze che sono contenute anche nelle percentuali che sono state definite nel documento legislativo. Noi andiamo addirittura al 25% di differenza fra il progetto allegato a quella abitabilità che abbiamo detto prima, a quel titolo che abbiamo detto prima, per avere comunque, per riuscire ad essere conformi oggi all'attuale normativa tecnico-attuativa del comune dove ci troviamo. Per cui è una tutela ancora in più del cittadino, perché la normativa dello Stato lascia un pochino scoperto il nervo relativamente alla responsabilità del titolare, cioè del proprietario, che va
a richiedere che va a fare la procedura. Dunque più tutela, la Regione Friuli e Venezia Giulia tutela molto di più il cittadino, in quanto appunto nella procedura prevede questa piccola, chiamiamola piccola sanatoria, che fra l'altro anche come sanzioni sono state molto ridotte, fra l'altro temporizzate nelle varie fasi legislative che si sono succedute negli ultimi 50 anni, per cui il cittadino secondo me è garantito ed è tutelato. Ecco, degli abusi parleremo dopo, ma intanto, avvocato Rustia, per entrare un po' nel dettaglio, ecco, qual è la grande differenza tra il prima e il dopo, spiegata ai cittadini che magari sono alle prese con un vecchio immobile che vogliono risistemare proprio approfittando delle agevolazioni fiscali, bonus 110%, ma non solo. Certo, cerco di lanciare qualche breve spot compatibile con i tempi della TV, è chiaro, perché l'argomento è profondamente tecnico e richiederebbe ore di illustrazione. Diciamo una premessa: per poter accedere alle agevolazioni contributive e quindi operare interventi edilizi è necessario prima avere la conformità, quindi la legittimazione del patrimonio edilizio su cui si interviene. Su questo aspetto la Regione è andata fortemente ad innovare quella che era la disciplina previgente, andando sostanzialmente a ridurre con percentuali di sconto quelle che sono le sanzioni collegate ad abusi vetusti, quindi più in là si va, più è risalente nel tempo la violazione edilizia, meno uno va a pagare in ragione del tempo trascorso, per cui l'intervento sostanzialmente è stato tollerato. E si va da immobili realizzati anteriormente alla legge Ponte, quindi prima del 1967, prima del 77, prima del 91 e prima del 2009, con un regime di scontistica che va dal meno 80% al meno 20%. Questo per permettere alla gente di aderire ai bonus fiscali avendo prima regolarizzato l'immobile su cui si interviene. È chiaro che le misure messe in campo dallo Stato a livello di bonus fiscali hanno una doppia sfaccettatura, quella di consentire un efficientamento e una standardizzazione a 2020-2021 del patrimonio edilizio vecchio, obsoleto, ma anche quella di una ricerca, un tentativo, un'agevolazione a favore della regolarizzazione giuridica, quindi lo chiamo un efficientamento giuridico di legittimità del patrimonio edilizio su cui si interviene. Le misure costruite dalla Regione, traendo spunto da quelle che sono le agevolazioni edilizie, riguardano per lo più, quasi integralmente, misure di recupero del patrimonio edilizio esistente, non nuove costruzioni, recupero quale alternativa spendibile strategica alle nuove realizzazioni per l'appunto. Si parla tanto di transizione green, transizione digitale, transizione ecologica. Il contenimento del consumo di nuovo suolo è uno degli assi strategici che la Regione vuole portare avanti anche per il tramite di queste misure messe in atto. Quindi si diceva regime di scontistica, certificazioni di agibilità che acquistano un'efficacia solida decorsi 18 mesi dalla loro emissione. Se ci sono poi degli abusi che hanno realizzato nuove superfici andranno ad essere oggetto di oblazione, di versamento, quindi il Comune non ci perde l'incameramento della sanzione, ma il tutto velocizza poi la cantierizzazione dell'intervento nuovo, fino ad arrivare a quelli che accennavo prima, i due interventi che sono un unico monoprocedimentali ma bifasici, li chiameremmo così, in cui sostanzialmente il privato interessato comunica, va a dichiarare al Comune la volontà di recuperare la conformità dell'edificio in autotutela, quindi sua sponte si mette in gioco da solo, accompagnando il tutto al progetto che viene presentato con una descrizione sintetica di come si porta a conformità vigente, quindi rispetto al quadro attuale delle normative l'immobile, prescindendo dall'accertamento della conformità all'epoca di realizzazione, che è un motivo di stallo per il recupero di gran parte del nostro patrimonio edilizio. Fino a ieri lo spostamento di una finestra, di una finestratura, la forometria diversa in facciata poteva costituire ostacolo alla realizzazione di nuovi interventi, per fare un esempio. Oggi non lo è più perché si fa leva fortemente su violazioni che hanno comportato o variazioni essenziali, tali per cui il titolo è come se non fosse mai stato dato,
oppure su violazioni che hanno comportato l'aumento di cubature di superficie. Cerco di parlare atecnicamente in modo da farmi capire dal pubblico da casa. Questo tipo di violazioni sono quelle che la Regione porta avanti con un procedimento sanzionatorio di un certo tipo. Per le violazioni, difformità di minore entità, spostamento di una scala interna, spostamento di un foro in facciata, le misure che la Regione ha promosso sono quelle in grado di garantire la velocizzazione del procedimento, che è prodromico rispetto all'intervento che oggi si va ad attuare. Conformità che deve essere accertata sul patrimonio edilizio esistente. Le misure che i due istituti che vi raccontavo prima, quindi gli articoli 53 bis e 53 ter, consentono al dichiarante di acquisire la conformità del patrimonio edilizio sulla base della presentazione di un atto d'obbligo con cui si impegna a conformare, quindi ora per avanti, quello che è il patrimonio edilizio su cui interviene allo stato attuale delle regole. Questo sicuramente aiuta quella che è l'attività da farsi in tema di super bonus, sisma bonus, eco bonus, che sono misure, come diceva prima Contessi, che scadono a breve. Abbiamo tempi per cantierizzazione brevissimi, 1 anno, 2 anni, e poi le risorse scappano. Questo infatti è stato l'incipit che ha portato le regioni a voler garantire sostegno ai propri contribuenti. Assolutamente, i tempi, come si diceva prima, sono fondamentali, e questo aggiornamento diciamo che li snellisce in modo particolare. Sembrano piccolezze, Contessi, però poi quando il cittadino si trova a dover fare i conti che quel documento che ha in mano non va bene e gli blocca tutto, e magari ha in mente una grande ristrutturazione, vuole cogliere l'opportunità e se la vede sfumare, beh, allora insomma si capisce che non sono piccolezze queste. No, assolutamente, anche perché dobbiamo considerare che la gran parte dei cittadini non conosce la normativa e quindi si trova un po' spiazzato, perché dice: ma come, posso fare un intervento, posso avere un vantaggio, poi qualcuno mi dice che non è possibile. Sembra quasi la classica barzelletta all'italiana. Infatti. Però molte volte anche con l'avvocato Ruscia ne discutiamo, diciamo, fuori dal contesto anche istituzionale. Purtroppo molte volte si fanno le norme con delle intenzioni positive, ma chi le scrive, che non ha un'esperienza, diciamo, sul campo dimentica dei passaggi che poi bloccano il tutto, no? Ripeto, ci sono stati vari casi, non so, in Regione noi abbiamo avuto il rinnovo del piano casa circa un anno e mezzo fa, no, avvocato? E chi lo ha scritto aveva l'intenzione positiva di dare un vantaggio ulteriore rispetto a quel piano casa che era scaduto, ma lasciando dentro 3 paroline, a quel punto era peggiorativo. Allora con l'avvocato e con tutta la sua struttura ci siamo seduti, abbiamo spiegato bene tutti i vari passaggi, ed oggi in effetti il dispositivo è un dispositivo all'avanguardia che ha solo Friuli Venezia Giulia, che è molto interessante e che va nella direzione di quello che ci dice l'Europa con il famoso New Green Deal, che è l'obiettivo che noi dobbiamo avere bene in mente. Quindi noi dobbiamo cercare in assoluto di intervenire sugli edifici vetusti, ma anche quelli che hanno, non so, basta 20 anni, perché è cambiato, negli ultimi 10 anni il nostro mondo è cambiato radicalmente. Ma perché dico questo? Perché se è vero che nelle nostre realtà parlare di demolizione con ricostruzione di un condominio abitato è fantascienza, perché noi viviamo la casa in maniera totalmente differente di altre popolazioni, cioè in Italia uno dirgli vai fuori di casa 2 anni, torna che ce l'hai nuova, quello ti dice no, lasciami qua che non... Sistemiamo un po' alla volta, no? In Cina magari, o in America, dico vai via che vai a dormire, non è un problema. Da noi è un ostacolo insormontabile, quindi noi dobbiamo cercare di intervenire tenendo le persone a casa loro. Queste nuove iniziative del 110 vanno in quella direzione. Teniamo conto che oltre ad aiutare, come dicevo prima, tutte le fasce della popolazione, quindi sia alte che basse, diamo un impulso notevolissimo al turismo e soprattutto questi edifici rinnovati consumeranno il 50% minimo in meno di energia, e questo va a vantaggio di tutti i cittadini, anche di quelli che non usufruiscono del bonus, perché sappiamo che il Paese
è un paese, il nostro, che acquista energia all'estero e tutti noi sappiamo che l'energia costa. Dico un'ultima cosa. Sì. Con la Regione, prima che uscissero tutti questi famosi bonus facciate, eccetera, eccetera, avevamo messo in piedi con grande fatica e grande lavoro un dispositivo che era per il momento dedicato solo ai centri storici, perché volevamo capire la portata che poteva avere sul pubblico, diciamo sulla popolazione, sul cittadino, che si chiamava bonus bellezza ed era stato fortemente consigliato anche dal Presidente Fedriga. Con l'Avvocato Rustia l'avevamo fatto calare nella nostra realtà e dava il 50% di contributo a fondo perso per chi andava a intervenire sulle facciate degli edifici che prospettavano però sulla pubblica via, perché chiaramente la Regione non ha fondi illimitati, non ha la possibilità dello Stato era un modo per abbellire, era un modo per abbellire lì erano soldi insomma, presi dal bilancio regionale e messi a favore. Ed era stato fatto praticamente con le stesse direttive che oggi ci troviamo nel bonus facciate. Quindi anche in questo, anche se nessuno lo sa perché non è mai uscito, la Regione aveva fatto un passo avanti e aveva capito che nel momento attuale, ma comunque anche nella psicologia dell'italiano, se tu non dai qualcosa non si muove. Non si fa nulla e questa è una grande verità. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti di casa e di edilizia. Tra poco. Eccoci con Economai FVG, parliamo di edilizia, parliamo del nuovo codice dell'edilizia regionale e parliamo in questo momento anche di ristrutturazioni, perché insomma il grosso poi gira tutto attorno a questa parola con i relativi bonus e super bonus che ci sono attorno. Barbiero, qual è la normativa adesso? Sì, ritengo sia molto importante chiarire anche di fronte ai telespettatori, al cittadino, che magari in tutti questi anni dove le definizioni di ristrutturazione edilizia secondo me sono state utilizzate con la propria definizione, diciamo, con quello che sono realmente finalizzate, ma per fare un passo indietro, per dire anche che la nostra regione in questo senso ha sempre operato bene, dobbiamo ritenerci anche con il primato che il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione d'Italia ad inserire in norma che nell'attività della ristrutturazione edilizia ci sia l'equivalenza anche della demolizione e ricostruzione, per cui lo Stato poi ha seguito la Regione Friuli Venezia Giulia. Noi poi negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto anche qualche piccolo sorpasso, diciamo, da quello che era la normativa, ma con la legge regionale 6 che viene abrogato, diciamo, un articolo, l'articolo 38 interamente di quello che disciplinava la legge nostra regionale, è stata inserita una definizione che al di là di andare a recepire alcune direttive del DPR 380, che è la legge quadro nazionale, va sostanzialmente ad ampliare quelle che sono le possibilità della ristrutturazione edilizia, inquadrata come demolizione e ristrutturazione di questa sagoma, di questo involucro. Vorrei approfittare così per essere utile anche a chi ci ascolta da casa, della possibilità, vediamo se arrivo a spiegarmi con le parole, servirebbe un grafico, però farò una cosa molto semplice. Nel caso in cui, non so, vi siano 2 edifici di una 500 metri cubi uno il volume, 500 metri cubi l'altro di volume, e siano magari staccate, si possono demolire e ricostruire in un'unica sagoma, con anche le possibilità di percentuali di ampliamento. Ma poi anche la cosa molto più importante che è stata inserita appunto nell'articolo 4 della nostra legge regionale, la possibilità, nel caso in cui si vada a demolire e ricostruire, di mutare, cambiare la sagoma e sedime andando a non osservare il piano regolatore generale del comune. Ma mi spiego, se ad esempio noi abbiamo un edificio che andiamo a demolire che era a 3 metri dal confine, ad esempio, rispetto ovviamente al codice civile, e il piano regolatore, se non lo tieni in piedi il muro, perdi il diritto, ti dice a 5 metri, per fare un esempio molto pratico, in questo caso nella nostra legge
legge regionale noi abbiamo la possibilità appunto di derogare per far sì di ricostruire una nuova sagoma con diciamo, le nostre necessità anche che sono in questi ultimi anni, che si sono anche, io dico, implementate anche con gli aspetti green e del risparmio energetico che sono appunto sul tavolo anche del Piano Nazionale di Rilancio. Ma vorrei solo fare ancora un appunto che la nostra norma regionale prevede appunto nell'ambito della ristrutturazione edilizia una totale ridisegno, definizione di quello che è la sagoma, la struttura, le unità immobiliari che possono essere aumentate, diciamo un organismo completamente diverso da quello che è la preesistenza dell'edificio appunto preesistente. Sì, c'è molta più libertà, diciamo, non si è molto ingessati nel dover ricostruire, rifare quello che c'era, ma diciamo che con alcuni paletti ci si può sbizzarrire, tra virgolette. Anche perché la ristrutturazione edilizia è sostituzione, noi lo riteniamo anche come categoria da molti anni, sostituzione di quello che è la struttura, l'ossatura portante dell'edificio, di quelle che sono la parte impiantistica che oggi è sostanziale nell'edificio, ma soprattutto anche quello che è la parte dell'efficientamento energetico. Adesso noi siamo come decreto ministeriale, come indirizzo europeo al consumo quasi a zero, per cui i parametri anche di trasmittanza termica sono cambiati e nell'ultimo anno e anche con il prossimo anno dovremo appunto ancora essere più rigorosi, per cui ancora motivo in più della sostituzione con un nuovo organismo che rispetti tutti questi dettami. Ecco, un occhio all'ambiente è sicuramente fondamentale, Rustia. Quali sono gli interventi innovativi che sono previsti, ecco, anche da questo punto di vista? Dal punto di vista ambientale è stato ristrutturato l'articolo 37 del codice che prevede le misure per l'efficientamento energetico, quindi abbattere, ridurre la trasmittanza degli edifici, cercare di agevolarli anche dal punto di vista sismico-strutturale, quindi in termini di sicurezza, e garantire poi alte, elevate performance dal punto di vista anche acustico. Per raggiungere questi obiettivi la Regione e lo Stato mettono in campo due modelli che possono essere alternativi per quanto riguarda inspessimenti delle strutture sia dal punto di vista orizzontale che dal punto di vista verticale. Regala sostanzialmente dei centimetri per realizzare il cappotto piuttosto che l'isolamento termico-acustico anche intrapiano. Queste sono misure che sicuramente vanno nell'ottica di una transizione green auspicata un po' da tutti. Dal punto di vista poi della manutenzione straordinaria viene fatto anche un intervento innovativo che permette le riorganizzazioni interne senza limiti, nel senso che basando il tutto sul parametro del volume complessivo, qualsiasi spostamento o eliminazione di tramezzo non crea più quello che era l'ostacolo precedente che andava a limitare l'intervento di manutenzione straordinaria. Manutenzione straordinaria che si allaccia a ristrutturazione edilizia perché sono cavalli trainanti per quelle che sono le misure di super bonus. Ristrutturazione edilizia, come diceva prima il collega Barbiero, oggi una cosa impensabile, lunare 20 anni fa, demolisco 2 edifici, ne ricostruisco uno, dal punto di vista volumetrico i cubi di partenza e quelli finali sono gli stessi, si chiama ristrutturazione edilizia. Pochi anni fa, un decennio poco più, questo tipo di intervento era una nuova costruzione, soggetta a regole molto più rigide, soggetta a regole anche dal punto di vista della strumentazione urbanistica locale molto più restrittive. E molti anche rinunciavano magari a degli interventi proprio che si trovavano la strada sbarrata, insomma, da quelle che erano le regole di quel tempo, certo. Ecco, diciamo. Quindi ristrutturazione edilizia, mantenimento, come si diceva, delle distanze preesistenti, ma anche diminuzione. Perché? Perché se stavo a 3 metri e mi porto a 4, ancorché lo strumento urbanistico mi prescrivesse 5, un favore al mio vicino lo faccio comunque. Questa è l'ottica. Alleggerimento anche delle tensioni tra confinanti, con la possibilità quindi di demolire e ricostruire con sagoma, prospetti, caratteristiche planivolumetriche completamente diverse, quindi di fatto sostituisco in maniera completamente diversa quello che era il patrimonio edilizio preesistente e accedo alle misure fiscali. Ci sono ovviamente tutte le difficoltà che erano rappresentate dal Presidente Contessi poc'anzi, per cui la persona che ci vive correttamente vuole rimanerci.
Nel caso in cui non si possa accedere appunto alla sostituzione edilizia integrale, che crea un meccanismo per cui l'immobile anni 70 lo trasformo in immobile anno 2021, ci sono tutta una serie di misure agevolative che possono invece creare sicuramente dei vantaggi dal punto di vista sismico e efficientamento energetico, senza bisogno di far sgomberare lo stabile, che è una delle misure a cui la Regione punta. Allora, li abbiamo visti anche nelle immagini di prima, quando si fanno i lavori ci sono i ponteggi. Prima abbiamo parlato di bonus facciate, insomma, quindi il bel vedere. È chiaro che i ponteggi non a tutti piacciono, allora a Trieste è partita un'iniziativa che però può essere estesa tranquillamente anche nel resto della nostra regione, lo vediamo in questo servizio di Andrea Pieri. Colorate per rendere l'arte ancora più visibile. Il progetto Art è in cantiere sbarca a Trieste, organizzato di CH Events con il patrocinio del Comune di Trieste, PAG, Progetto Area Giovani, Confcommercio ed eFactory Lab. L'idea creativa è di William e Diego, due ragazzi classe 2000 che hanno deciso di dare un tocco di creatività ed arte ai ponteggi che, grazie anche ai vari bonus rivolti all'edilizia, sono in fase di montaggio in città. All'iniziativa ha aderito convintamente l'impresa Rosso SRL che in questo 2021 compirà 50 anni di attività. Arte in cantiere racconta la storia dei rioni di Trieste con le loro opere e puntano a trasmettere spensieratezza e voglia di fantasia, immaginazione e amore per l'arte, colorando quelle aree edili che spesso vengono interpretate negativamente come impattanti sul panorama cittadino. Ecco, contesti, anche questa può essere una iniziativa così per rendere più piacevole una ristrutturazione. Sicuramente l'impatto di un ponteggio non è dei migliori. Devo dire che queste idee qui sono state già realizzate nel corso degli anni, solo che giustamente il titolare del ponteggio chiedeva un quid per poter mettere magari o la pubblicità o qualcosa. No? Molte volte capitava che qualche comune non lo permetteva. Io per esempio ne ho fatto qualcuno, ma prende spunto secondo me questa idea qua dall'estero, perché all'estero tendono addirittura a fare il disegno dell'edificio che andiamo a realizzare, lo propongono già sul ponteggio e chiaramente l'aspetto estetico è totalmente differente, molto più gradevole. Mi auguro che poi a Trieste lo fissino bene, perché a Trieste hanno problemi di bolla. Sì, lì c'è un po' d'aria, no? Ogni tanto. Sì, diciamo che il ponteggio normale, se è un po' malorato non dà nell'occhio, se abbiamo un bel disegno chiaramente ogni piccola, si vede di più. Ogni piccola difficoltà viene all'occhio del cittadino. Sì. Perfetto, grazie, ci fermiamo per l'ultimo blocco di pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti, a tra poco. Parte di Economai FVG, chiedo all'avvocato Rustia di parlarci un po' dell'edilizia libera, perché ci sono novità interessanti anche su questo fronte. Sì, andiamo più sulla concretezza quotidiana. Abbiamo parlato di abusi storici, come risolverli, regolarizzarli, abbiamo parlato di grandi interventi di ristrutturazione, con demolizione, ricostruzione, manutenzione, ma anche l'attività edilizia libera, quella per cui non devo rivolgermi necessariamente al comune, ma neanche a un professionista abilitato. La tettoia fino a 25 metri quadrati di superficie coperta, per fare un esempio. Il piccolo immobile pertinenziale, la scatola dove ricovero i miei attrezzi, no? Il deposito degli attrezzi da giardino. Adesso è stato chiarito in maniera definitiva che non vengono parametrizzate, quindi non concorrono al calcolo delle superfici e volumi utili del mio lotto, quindi non vanno a togliermi capacità edificatoria sul lotto e non devono sottostare alle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali dei comuni, se non per quanto riguarda tre aspetti, che sono quelli che il comune può porre come vincoli. Prescrizioni tipologico-architettoniche, quindi scelta estetica della conformazione, scelta dei materiali o distanze che devono rimanere comunque sempre legate fortemente a quelle indicate dal codice civile, quindi di là non si scappa. Per il resto, tutto il resto, tutte le altre limitazioni date dallo strumento urbanistico locale, vista la scarsa rilevanza di questo tipo di interventi, sono superate. Questo è un intervento che dà concretezza, velocizza ovviamente l'elaborazione di interventi di così basso impatto edilizio. Parliamo poi dello stato legittimo degli immobili, lo facciamo con Barbiero, anche qui avete puntato abbastanza al dito. Sì,
Diciamo che noi come categoria professionale, anche perché siamo un po' la cartina tornasole di quello che sono anche le necessità, ma di quelle che ci sono, le problematiche che ci sono all'interno dei comuni, degli uffici tecnici. Abbiamo chiesto alla Regione, abbiamo proposto alla Regione di diciamo, implementare quello che era già l'articolo 40 bis, cioè lo stato legittimo degli immobili e la definizione di come e in quali casi ci sia la legittimazione di un immobile, diciamo, antico, possiamo anche dire. Per cui è stato nuovamente implementato e riscritto il disposto legislativo e, per fare l'esempio, ogni edificio ovviamente per essere costruito ha la necessità di avere un titolo abilitativo collegato e nel caso in cui sia anche di epoca storica, diciamo antica come dicevo prima, il riferimento come legittimazione dell'edificio è il primo accatastamento che è stato fatto appunto di quel fabbricato. In mancanza anche di questo è previsto nel disposto legislativo fotografie storiche, supporti cartografici catastali storici che vadano appunto a identificare, che vadano a comprovare che quell'edificio era esistente in quella data. Per cui anche qui ci sono, secondo me, ci saranno anche diciamo uno snellimento anche di quelli che sono il riconoscimento anche nei comuni quando si presentano progetti di edifici che non hanno nessun riferimento di titolo abilitativo edilizio e anche, soprattutto, e anche qui ancora una volta la nostra Regione, bisogna dirlo, ma al di là anche delle epoche, io dico da qui almeno a 12, 13, 14 anni indietro, il riconoscimento anche della normativa che quando noi andiamo a fare anche la sanatoria o andiamo a sistemare un edificio e anche adesso nelle nuove disposizioni che sono fatte in parallelo, cioè vengono fatte in concomitanza per ridurre i tempi, cioè la piccola sanatoria che dicevamo prima sull'abitabilità rilasciata è l'ora per allora che è stata fatta dalla precedente giunta regionale, che io voglio mettere in evidenza il coraggio che ci fu anche quella volta a fare riferimento che l'edificio quando è stato costruito deve assoggettarsi alla normativa che era vigente all'epoca della costruzione, perché questa non è una cosa di poco conto, cosa che anche negli ultimi anni è stata recepita da altre regioni appunto che avevano grosse difficoltà appunto per sistemare i vecchi edifici. Lo abbiamo già accennato prima a quello che è un po' possiamo dire così, un po' il dilemma dei confini. Si sa che tra vicini, quando quello a fianco costruisce e mette le mani, si sta molto attenti, stai più lontano da me, contesti. Ecco, anche su questo facciamo un po' di chiarezza su quello che era prima e quello che si può fare adesso. Sì, ecco, questo è un punto importantissimo che prima ha anticipato l'amico Barbiero, diciamo, cercando di spiegarlo in modo un attimino più facile per chi non è un addetto ai lavori. Diciamo che oggi con questa nuova legge che la Regione ha promulgato, recependo diciamo, un articolo della direttiva nazionale, chi ha un fabbricato che non rispetta la distanza di confine prevista nel piano regolatore comunale o del codice civile, oggi la può mantenere perché è un diritto acquisito. Fino a poco tempo fa, specialmente in luoghi dove si tende a realizzare degli edifici totalmente differenti come potrebbe essere Lignano, questo punto aveva creato tantissimi problemi, perché ci sono state tanti tipi di rivalse da parte dei vicini che non capivano e quindi pretendevano i 10 metri delle distanze delle facciate come previsto dal codice civile, perché l'edificio veniva demolito e ricostruito. Oggi è chiarito in maniera tombale ed è molto importante questo anche perché toglie tutti i dubbi a chiunque abbia intenzione magari di fare l'intervento e quindi lo tranquillizza sotto l'aspetto anche di un eventuale blocco dei lavori, perché dopo parte della funzione del vicino si bloccano i lavori, tutti i costi conseguenti. Oggi è chiaro ed è limpido che uno, se ha un edificio che non rispetta per la sua vetustà le distanze previste dall'attuale piano o dal codice civile, può tranquillamente ricostruirlo e addirittura può anche alzarlo restando al confine suo, non dovendosi spostare. I diritti di nessuno, cioè un diritto acquisito e quindi io me lo porto avanti
nel tempo. Questo per località dove l'area è molto, cioè l'area costruibile è molto ristretta, tipo Lignano, Grado, cioè queste località qua è fondamentale. Benissimo, abbiamo parlato tanto di innovazioni della Regione. Oggi proprio la Regione ha presentato il protocollo appalti, uno strumento strategico per contrastare la pratica del massimo ribasso e affermare le qualità sul prezzo e proseguire nella battaglia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel pieno rispetto degli impegni presi dall'amministrazione regionale. Andrea Pierini su questo ha intervistato per noi l'assessore regionale Alessia Rosolin. Sentiamo. Assessore, un protocollo importantissimo sottoscritto da tutte le parti. La garanzia che tutti i soggetti si impegnano perché vinca il rapporto tra la qualità e il prezzo e non il massimo ribasso, un accordo importante anche alla luce della velocizzazione che tutta la normativa deve avere alla luce degli impianti legati al PNRR. In questo senso la sfida che tutti hanno detto è quella di usare queste risorse al meglio, usarle in tempi rapidi che spesso mal si conciliano con quelli amministrativi. Questa è la vera sfida che l'Italia ha davanti sulla spesa del PNRR, il motivo per cui si discute di codice degli appalti. Ribadisco, lo si fa sulla qualità della sicurezza del lavoro e la qualità sociale degli interventi che vengono fatti. Si cancella forse anche una pratica, quella del massimo ribasso, che condizionava inevitabilmente le gare, anche con punteggi per la parte tecnica molto elevate. Alla fine chi offriva di meno vinceva, ma offrire di meno non vuol dire qualità, anzi. Esatto, infatti uno degli spunti che tutta l'amministrazione regionale ha condiviso con le parti sociali e le parti datoriali è proprio quella di garantire non il massimo ribasso, ma il miglior rapporto tra la qualità e il prezzo. Questa direzione potrebbe essere un protocollo copiato anche a livello nazionale? Siamo la prima regione in Italia a farlo con la sottoscrizione di tutti, a farlo così ampio anche dopo le modifiche normative, quindi l'auspicio è che sia un punto di partenza per tutti. Ecco, anche qui siamo arrivati prima, chiedo a voi un rapidissimo commento su questo nuovo protocollo che è un po' l'altra faccia. Se prima abbiamo parlato, diciamo, dei lavori privati, qui parliamo del pubblico, PNRR, grandissimi risorse, anche lì bisogna stare attenti. Barbiero. È una bella partita anche questa, perché anche negli ultimi mesi, negli ultimi diciamo, periodi c'è stata una lievitazione dei prezzi anche di quelle che sono le materie prime, ma anche per quello che è la trasformazione e la surroga dei materiali, la carenza, ma anche l'aumento anche esponenziale di questo. Che ci sia poi un rapporto fra qualità e prezzo, e questo ritengo sia giustissimo, hanno fatto bene a fare questo accordo con tutte le parti coinvolte. In più devo dire che necessariamente anche per quello che riguarda il settore dei lavori pubblici è stato appunto ventilato ed è stato annunciato che ci saranno anche ancora, ci sono nuove disposizioni per riuscire anche a dare una risposta anche alle necessità degli enti locali piccoli che non riescono anche in tutte le procedure che hanno, che sono procedure molto rigorose per l'affidamento dei lavori, ma che riescano anche con questo nuovo rapporto qualità-prezzo che oggi appunto la Regione ha fatto l'accordo, ma che riescano ad andare avanti e riescano ad appaltare i lavori che da molto tempo sono fermi. Rustia è un altro settore, diciamo, che ha lavorato, però insomma anche qui gli uffici regionali sono andati avanti spediti, ecco, è la dimostrazione che insomma dove si può e si vuole si arriva. Sì, parliamo di contratti pubblici, parliamo di un altro settore in cui, al di là delle questioni che dicevamo prima, quindi celerità e semplificazione, contano anche altre parole, quindi qualità della prestazione e sicurezza dei posti di lavoro. Su questo credo che la Regione abbia fatto un bel passo in avanti, molto innovativo, primo in Italia, quindi anche qui credo che la Regione si sia ben comportata. Ecco, la chiusura della trasmissione con contesti proprio su questo e su come sta andando il settore dell'edilizia, che dovrebbe insomma beneficiare di tutti questi interventi e questi bonus, lo farà ancora di più alla luce di questi aggiornamenti. Sì, diciamo che per noi il post-Covid, per motivi onestamente che certe volte si fa fatica anche a comprendere, è stato un momento positivo per il nostro settore, a parte il primo periodo di chiusura che purtroppo abbiamo sostenuto come quasi tutte le categorie economiche. Dopo siamo ripartiti anche velocemente. Oggi c'è un'ottima mole di lavoro, le imprese sono occupate
come sempre c'è sempre il lato B della medaglia, siamo ormai negli ultimi 3-4 mesi, abbiamo un problema grandissimo con l'aumento esponenziale dei prezzi, si parla di aumenti anche del 100%, che sono del tutto imprevedibili e quindi mettono le imprese che hanno per assurdità hanno lavoro ma rischiano di saltare per aria perché i prezzi non sono più comodi. Insomma, comprare... Qui il governo deve intervenire in maniera assoluta perché noi riteniamo che questa è una mera speculazione, perché tutte le scuse che ci stanno dicendo non credo che abbiano grande valenza, anche perché come dicevo il famoso 110 che tutti richiamano è partito al 10% sì e no, quindi non è sicuramente quello il problema. Il governo deve partire con qualche iniziativa perché le regioni credo poco possano fare, ma se non si trova una soluzione al problema ci sarà da discutere e ci troveremo davanti a problemi enormi. Allora, per il resto, diciamo, io su quello che diceva l'assessore Rosolen sono completamente d'accordo, bisogna fare però una bella differenziazione sulle dimensioni degli appalti, perché questo tipo qua di interpretazione vale per gli appalti un po' più corposi, quelli che sono il 90% del nostro campo appalti non va già al massimo ribasso da un bel po' di tempo, ci sono delle medie che escludono quelli che vogliono fare magari l'esagerazione. È chiaro che con le risorse del PNR si guarda magari ai mega appalti. Diciamo. Io dico, non è perché sono rappresentante di un'associazione di costruttori, però dico che il problema maggiore sta sempre nella scelta delle imprese. E questo naturalmente e questo è fondamentale. Allora io ringrazio tantissimo i nostri ospiti Lucio Barbiero, Matteo Rustia e Roberto Contessi per essere stati con noi. Credo che abbiamo aiutato un po' i telespettatori a fare chiarezza e a orientarsi in questo grande mondo dell'edilizia, delle ristrutturazioni e il cercare di agguantare qualche bonus e super bonus, ma qualche ostacolo di meno. Abbiamo capito che la Regione Friuli Venezia Giulia l'ha messo in campo. Termina qui questa puntata di Economai FVG, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie e buona serata. Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.